Radio Magica presenta L'abbraccio. La giovane archeologa, seduta su uno sgabellino, stava spolverando con emozione un piccolo teschio ritrovato nella fossa. La fossa era un enorme buco, profondo più di 4 metri, scoperto per caso dietro il Duomo di Gemona. Era pieno zeppo di ossa umane e per questo i più anziani del paese si ricordavano che quel posto veniva chiamato il Chiarnar, cioè il carnaio. D'un tratto, nella penombra, una voce tuonò sopra la testa della ragazza. «Maria, hai finito di spolverare quelle ossa?» Maria si voltò di scatto. Chi aveva parlato? Il cuore iniziò a battere forte, le mani tremavano. Prese la torcia e la puntò verso l'alto. «Chi sei? Fatti vedere!» Da dietro un cumulo di terra spuntò uno scheletro. «Mi chiamo Giovan Battista, sono stato un mercante e prima ancora un cittadino di Concordia. Venni a Gemona nell'anno 1511 per trovare ricchezza, ma la storia mi riservò ben altra sorte». «Signor Scheletro», disse Maria, per niente spaventata. Dopotutto lei con gli scheletri ci lavorava. Il 1511 fu un anno terribile per Gemona. Il terremoto distrusse quasi tutto il paese. E infatti, proprio quel giorno, mentre con mio figlio festeggiavo in una taverna i miei buoni affari, la terra si aprì sotto i nostri piedi. Ahimè, quello fu l'ultimo giorno della nostra vita terrena. E tu, giovane madama, cosa ci fai seppellita qui sotto? Lavoro in biblioteca, ma sono un'archeologa e vengo ogni pomeriggio. Qui sotto c'è la storia di Gemona. Abbiamo scoperto che in questo carnaio sono stati buttati migliaia di resti umani assieme a monete, anelli e croci. Oh, lo so bene, sei stata proprio tu a ritrovarmi e hai pulito con molta pazienza le mie ossa. Io e mio figlio siamo stati sepolti nel cimitero di Gemona, ma le nostre sfortunate membra non erano destinate a trovare pace. Quando il torrente Grideule straripò, allagando la città, la furia delle acque trascinò via tutto, anche parte del cimitero. I contadini trovarono i nostri scheletri sparsi nei campi, li raccolsero e li buttarono qua giù. Da quella volta persi le tracce di mio figlio e ora, grazie a te, l'ho ritrovato». «Grazie a me?» «Sì, Maria, quello che hai in mano è il teschio del mio ragazzo. Dammi la gioia di riaverlo accanto. Portami le sue fragili ossa, mettile qui vicino a me, perché io possa sentire ancora una volta il calore del suo abbraccio». Commossa da quelle parole, la ragazza salì le scale e pose il teschio vicino allo scheletro. Poi si mise in ginocchio. Di fronte a lei si compiva il miracolo dell'amore. Lo scheletro prese tra le mani i resti del figlio e i due si fusero in un abbraccio. Per un attimo il tempo restò sospeso, come se gli orologi di tutto il mondo si fossero fermati. Poi, in un soffio, padre e figlio diventarono polvere.
Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su radiomagica.org/smartradio.